balice, mi piace dice. E io ho messo dentro mollica, capperi, pinoli, uvetta, un pomodorino tagliato piccolo piccolo. Dicono che il parmigiano nel pesce non si mette, ma io quando faccio la mollica io glielo metto sempre. Questo tonnetto lo fa aprire, lo apre, gli toglie la spina, anche le spine nella pancia, e poi gli mette dentro sta mollica, la condisce bene bene, non ci mette vino, per favore, niente vino. E poi l'ho chiuso, l'ho legato come la legava mia mamma. Ho detto, mi ricordo che io attaccai tutta a salsicciotto, poi l'ho fatto un po' rosolare, poi gli ho messo la salsa. Quando già la salsa ha sapore, è buona, comincia a perdere quel sapore di crudo, sia del pesce che del pomodoro, cominci a pensarci, ci metti un po' di prezzemolo, un po' di olio all'ultimo minuto, ci vuole sempre. E lo spegni col calore stesso, si insaporisce. Il pesce si deve lasciare semplice, non bisogna aggiungere spruzzate di vino bianco, quelle cose lasciateglieli stare agli chef che loro fanno tutto un teatrino in televisione. Il pesce, quando è buono, non ci vuole niente, è solo il suo sapore e basta. Fa tutto lui, non ci dobbiamo fare niente noi. Lei ride. Perché la condivide. Vero? Poi l'ho tagliato, ma mi devo credere, pare a ragù davvero. Un arrotolato di carne, una cosa buonissima, prelibata. Per me il ricordo era quello, l'ho fatto, perfetto.